Buon pomeriggio e ben ritrovati amici di Sportisili. Oggi la seconda giornata del campionato di Serie D, girone B di calcio 5 di Palermo ci offre questa importantissima sfida tra Palermo Futsal Club e Futsal Emiri. Le due squadre stanno per entrare in campo, ultimi istanti per il riconoscimento da ambedue le parti. Gli ospiti hanno già effettuato in realtà il riconoscimento, stanno completando invece i ragazzi rosanero del presidente Gabriele Pazzaglia. Nel frattempo anche un membro della panchina, giocatore con la mano numero, si tratta in questo caso di Gabriele Piccone che sta posando l'acqua, giustamente, anche se il sole potete vedere non c'è oggi, ormai con il cambio dell'ora non siamo più abituati forse a queste temperature. Infatti è una giornata un po' più fresca rispetto invece a quella della prima giornata, ma sicuramente anche del precampionato, in cui le due squadre comunque si sono fatte trovare con allenamenti e partite per presentarsi a questa sfida. Una sfida che però purtroppo non potrà avere la bellezza dei punti in palio, in quanto la formazione ospite del presidente Rampolla non sarà parte della classifica, in quanto l'Etene è una squadra in C2, sta facendo un grande campionato, i Futsal Emiri, e quindi la squadra Serie D invece è stata iscritta in questo campionato per mettere tanta esperienza, per provare anche nuove leve. Vediamo anche qui numero 13 Stefano Torregrossa, che non è proprio l'ultimo arrivato, un ragazzo molto giovane ma che ha fatto molto bene nel campionato di Serie D 2 stagioni fa con il Futsal Emiri, anche lo scorso anno in C2. Quest'anno invece sta ripartendo dalla D, forse per mettere minuti sulle gambe, per poi mettere in difficoltà il tecnico Cinzia Orlando, magari per qualche convocazione in C2. Nel frattempo le squadre ancora non sono entrate in campo, si sta prendendo un po' di tempo, ma chiaramente siamo tutti qui ad aspettare l'inizio di questa partita. Noi come sempre vi possiamo mostrare delle statistiche interessanti anche per capire come potrebbe andare questa partita. Ricordiamo, i punti non sono in palio, però per mister Gentile potrebbe essere anche una partita con delle informazioni importanti, perché l'abbiamo sentito anche nel corso del post partita dopo il match contro il No Camp Capaci. Avevamo infatti chiesto proprio al tecnico se effettivamente avremmo potuto vedere dei nuovi giocatori, forse chi magari ha trovato meno spazio. La sua risposta effettivamente è stata positiva in tal senso, perché il mister è stato abbastanza eloquente dicendo che anche chi ha giocato meno probabilmente avrebbe trovato spazio all'interno di questa partita, perché bisogna stare sempre a 1000 per preparare le prossime, perché infatti ricordiamo che la prossima partita del Palermo Futsal Club è molto importante contro l'Atomo Networks. Si tratta di una sfida che per due squadre che sicuramente partono con i favori del pronostico, partono anche con delle ambizioni che non sono quelle di una squadra che vuole terminare il proprio campionato a metà classifica, ma sono formazioni che vogliono arrivare al vertice. La partita sarà infatti trasmessa sempre sui canali di Sportisili, sempre in esclusiva su questi canali, venerdì alle ore 20:30. Sarà infatti un big match che aprirà la terza giornata del campionato di Serie D. Nel frattempo le due squadre si stanno per entrare dal tornello, diciamo, del campo del Tosha Stadium. Palermo Futsal Club che ritorna quindi a giocare in casa, ritorna a casa sua, ritorna tra il pubblico che lo ha amato, che lo ha sostenuto in questi anni. Torna infatti al Tosha Stadium dopo la prima al No Camp Capaci. Nel frattempo si vede subito il capitano Vito La Fiura, si sta mettendo davanti a tutti, fascia al braccio sinistro, numero 11 per lui. Già in campo invece mister Natale Gentile, probabilmente vuole subito iniziare la partita. Lui che non è un allenatore mai banale, mai che cerca forse di non preparare la partita al meglio. Lui è un allenatore molto preciso, ma preparata molto bene anche in settimana, con gli allenamenti mirati per questa partita, perché non bisogna mai calare l'attenzione. Mister lo sa bene, e infatti ha caricato a dovere i suoi tanti volti noti e volti nuovi, chiaramente per la formazione rosanero, perché oggi vediamo Francesco Catania, che è un esordiente in questo campionato, non ha mai giocato a calcio a 5 nei campionati federali, chiaramente un grande passato a calcio a 11, ma mai a calcio a 5. Vediamo anche Mattia Mazzone, arrivato invece dal Palermo Calcio a 5, una trattativa piuttosto semplice, un giovane giocatore di prospettiva andato alla formazione Serie D del presidente Pazzaglio, un trasferimento dopo un'annata non felice per il giovane calciatore. Poi vediamo anche come volti noti sicuramente Dante Vitiello, sicuramente anche Gabriele Cirafici, Luca Vivarelli, Vito La Figura, Lorenzo Chinici. Insomma, una formazione di livello quella di mister Gentile, che al momento sta
confabulando con Alessio Leto, lui che nel primo tempo della partita contro il No Camp Capaci si è reso protagonista di ben 3 occasioni, in tutte e 3 però non è riuscito a timbrare il cartellino. Tanta sfortuna per lui, però nel secondo tempo nessun minutaggio. Chissà che magari oggi invece non arrivi qualche minuto in più per un giocatore come lui, che arriva anche lui dal Palermo Calcio a 5. Fa tempo presente anche il direttore commerciale Filippo Alario, presente anche Diego Alario, fratello gemello di Danilo, che oggi è convocato. La scorsa partita anche lui vicinissimo al gol. In settimana proprio il mister argentino, nella intervista uscita sui canali di Sportisili e sui canali del Palermo Futsal Club, abbiamo infatti mostrato come una delle domande fosse appunto quella sul giovane calciatore classe 2005 che è entrato molto bene in campo, sfiorando subito il gol. Insomma, un inizio per il Palermo Futsal Club che ha cambiato veramente tanto dallo scorso anno. Sono tanti infatti gli acquisti, sono anche state tante le cessioni come quella di Antonio Pisani o Damiano Giordano, cessioni dolorose, perché comunque stiamo parlando di giocatori che nel corso della scorsa stagione sono stati fondamentali poi per il proseguimento della stagione corrente. Poi stiamo parlando anche di un giocatore come Peppe Alongi, che è passato invece al Palermo Calcio 5. Delle perdite veramente tanto importanti, che però mister Gentile, insieme al direttore sportivo Giorgio Buffa e poi chiaramente al presidente Pazzaglia, sono riusciti a colmare. Vediamo dal punto di vista qualitativo. La prima partita ha subito dato questa impressione, perché l'arrivo per esempio di Lorenzo Lopez, che è un centrale di ruolo, non uno che si spinge tanto in realtà, però la prima subito ha avuto un'occasione e l'ha messa sotto il set. Questa è una risposta comunque importante per il mister Gentile. Nel frattempo entra Gabriele Cirafici, uno dei 5 a giocare dal primo anno con questa maglia. C'è anche Vivarelli con lui, Peppe Calì, chiaramente Dante Vitiello. Sono infatti i giocatori che vestono questa maglietta veramente dal primo giorno. Non hanno mai mollato questa maglietta e anche nelle interviste pre-campionato hanno giurato fedeltà a questi colori. Nel frattempo si continua a perdere un po' di tempo. Adesso i due portieri Calì e Passalacqua, anche lui un portiere molto esperto per la categoria, parato infatti 2 anni fa, nelle stagioni di 2 anni fa, nel campo di Serie D proprio con il Futsal Emiri, stagione che poi è terminata con l'approdo in C2 del Futsal Emiri, non sul campo ma prendendo il titolo sportivo dei Delfini, società allenata da mister De Santis, approdando infatti in C2 facendo poi un grande campionato. Adesso invece è passato in Serie D, chiuso anche forse dalle prestazioni di Rinicella, che conosciamo essere un portiere molto abile tra i pali e poi chiaramente difficile da scalzare in tal senso. Nel frattempo manca il direttore di gara, il signore Marco Fiorino, che starà probabilmente sistemando le ultime faccende relativamente al riconoscimento. Ormai siamo arrivati a 10 minuti di prepartita, forse l'intro più ampia che vi abbiamo mostrato in questi anni del Palermo Futsal Club. È una intro lunghissima, però speriamo di avervi tenuto compagnia al meglio. C'è anche mister Gritto, anche lui un grande allenatore, che infatti stringe la mano a mister Gentile, immagine bellissima. Nel frattempo Girafici con il sacchetto, con le casacche, Vito La Fiora invece lo concede a mister Gentile. Nel frattempo sono finalmente arrivati i giocatori, è arrivato anche il direttore di gara, le formazioni stanno entrando e si stanno posizionando a centrocampo. Arriva qualche applauso un po' timido in realtà, che però non è stato seguito dalla tifoseria presente. Le due formazioni si stanno infatti schierando a centrocampo. Vediamo subito i capitani, perché abbiamo da una parte, come abbiamo già detto, Vito La Fiora, dall'altro Davide Iacona, che oggi è il capitano dei Futsal Emiri. Guardiamo invece le precedenti partite, perché la formazione ospite non ha iniziato bene il proprio campionato. Una sconfitta interna contro l'Orotero San Giovanni Battista, trascinato dal solito Nicchia, che come ben sappiamo è un giocatore dotato di gran dribbling e di conclusioni da fuori. Adesso invece bisogna pensare alla seconda partita per questi giovani giocatori, una carta d'età veramente molto molto recente. Si parla di giocatori totalmente del 2006, insomma veramente molto piccoli. Dall'altra parte i più piccoli in campo invece del Palermo Futsal Club è Danilo Alario, classe 2005, insomma poi gente esperta, veterana per questa categoria come la Fiora Chinnici, ma anche come Dante Vitello, che nonostante la carta d'età reciti soltanto 2001. Frattempo un minuto di silenzio.
termina il minuto di silenzio, non ci eravamo effettivamente accorti della scelta da parte del direttore di gara, giustissima dopo il fortissimo alluvione che ha colpito con diverse morti in Toscana. Adesso si sta veramente per iniziare finalmente in questa partita con un pizzico di ritardo, ma i giocatori sembrano veramente tanto carichi. Parlavamo quindi della scorsa partita, Palermo Futsal Club che invece ha vinto una gara con i punti chiaramente contro il No Camp Capaci con il risultato di 2-5, una partita iniziata subito con una grande voglia di vincere, 4 gol subito nel primo tempo con la Fiura autore di doppietta, poi Vivarelli, la rete di Dante Vitiello, poi a chiudere Lopez con il gol del 2-5, in mezzo invece la doppietta di Ferrugia. Vediamo subito il quintetto iniziale perché mister Gentile non vuole lasciare nulla al caso e vuole cominciare subito con gli uomini che probabilmente gli danno più garanzie in questo momento. Stiamo parlando infatti di Leto sulla fascia sinistra, fascia destra per Luca Vivarelli, Lorenzo Chienici come centrale, Vito La Fiura come punta e poi in porta chiaramente il solito intramontabile Peppe Calì. D'altra parte invece vediamo subito con la maglia numero 7 Andrea Gioeli, classe 2006, si schiera come pivot. Dall'altra parte invece in porta è stato scelto Gaetano Arcilesi, dunque non Ferdinando Passalacqua, poi Terra Grossa, chiedo scusa, con la numero 13, poi Gioeli come pivot centrale invece gioca David Iacona, che è il capitano di questa formazione. Nel frattempo si attende soltanto il fischio a partita di gara e inizia questa partita con il primo possesso per il Futsal Emiri con Torre Grossa che scarica subito le parti di Iacona, pressione di Vivarelli, poi Torre Grossa intercetta immediatamente Alessio Leto, Iacona, Torre Grossa, c'è spazio per lui, scarica però sul compagno che accarezza il pallone e scarica nuovamente sul 13 che sbaglia tutto, poi Leto contro il portiere, Leto calcia e la sblocca subito la formazione di mister Gentile con il primo gol in rosanero di Alessio Leto che impiega solamente 35 secondi. Vantaggio quindi dei rosanero con uno dei nuovissimi acquisti, l'avevamo anche detto nella nostra intro iniziale, lunghissima intro tra l'altro, dove Alessio Leto ha avuto delle occasioni importanti nella prima uscita contro il No Camp Capaci, tanta sfortuna, questa volta ha guardato la porta e non ha sbagliato, ma forse qualcosa da rivedere per Torregrossa, che qualcosa da farsi perdonare dai compagni, perché ha cercato forse un dribbling da ultimo uomo dopo 30 secondi. La formazione di mister Gritto si è portata subito sotto, in questo caso di una rete. Nel frattempo sarà calcio d'angolo con lo schema che viene chiamato. C'è spazio per Iacona, accarezza la palla, cerca la conclusione, la Fiora intercetta, poi va a duello con Iacona, scontro tra capitani che però viene rimandato alla prossima azione. Iacona, Torre Grossa, scarica sul compagno, adesso sempre Iacona, sono due infatti Iacona, due come i Picone invece in campo, si tratta di Davide Iacona e Kevin Iacona rispettivamente numero 14 e 15, poi abbiamo anche Roberto e Gabriele Picone con la maglia 8 e 9, però sono in panchina. Nel frattempo Iacona spazza subito, non vuole badare allo stile perché la pressione di Luca Vivarelli era subito molto importante, un atteggiamento ottimo da parte dei rosanero che sono partiti sicuramente molto bene in questo inizio di partita. Chinnici vede lo spazio per Vivarelli, era una buona palla, capisce tutto in anticipo Torregrossa che poi cerca il dimmi, questa volta riesce, poi col sinistro apparecchia la conclusione con la punta da parte di Gioeli con la super parata di Peppe Calì, poi lo scontro tra Leto e Iacona che dice forse di non aver toccato il pallone, non è lo stesso avviso il direttore di gara, ma subito occasione importante per Gioeli con il Palermo Futsal che non può concedere però queste occasioni perché in un contropiede con Torregrossa che ha saltato Chinnici, poi si è creata questa occasione con Calì che invece è uscito molto bene. Intanto Vivarelli, lo spazio, Chinnici. Poi per la conclusione, la ruleta, Chinnici ancora una volta. Viene allontanato questo pallone da Iacona direttamente tra le braccia di Calì. Si riparte quindi con Vivarelli che può puntare l'uomo. Ecco Leto. Chinnici. La Fiura. Il capitano col tacco molto elegante per Vivarelli che va sul sinistro, può calciare e invece va giù. Non c'è niente per il signor Fiorino. Vivarelli cercava probabilmente
un tocco che non c'è stato per il direttore di gara. Dunque si riparte dalle retrovie per il Futsal Emiri, che riparte con Iacona e adesso Torregrossa. Scarica e poi si inserisce. Nel frattempo servizio d'ordine di lusso oggi per il Palermo Futsal Club, perché vedete anche con la casacca, non so se da qui si riesce a notare con visuale, effettivamente è un po' lontano, ma noi che siamo qui presenti lo vediamo molto bene. Si tratta di Peppe Velardi, il portiere al momento infortunato, ma che la scorsa stagione ha regalato momenti veramente d'oro alla formazione di Mister Gentile, su tutta la parata contro il Real Ficuzza. Credo che un po' tutti la ricordano, e il soprannome chiaramente Superman Velardi. Intanto Vivarelli allo spazio per Chinnici, che può centrare la porta, cerca il tiro, viene murato, poi la pressione, si ritorna direttamente in calcio d'angolo, quindi occasione per il Palermo Futsal Club. Vediamo se regalerà uno schema, la formazione di Mister Gentile che ha sbloccato il proprio campionato proprio con uno schema al no camp con la volée di La Fiura. Infatti è così, La Fiura aggancia il pallone, cerca la punta, Gioeli invece allontana, con Calì che si accontenta della rimessa, non c'è fretta, minuto 4 di gioco, risultato sempre di 1-0. Ci sono tanti volti che potrebbero trovare minutaggio importante oggi. Ci stiamo riferendo sicuramente a gente come Catania, Alario, Mazzone, ma anche Citarda, che devono cercare di convincere il mister a entrare nelle rotazioni che invece vede favoriti soprattutto Vivarelli su John, Chinnici, La Fiura, che hanno brillato lo scorso campionato. Intanto Vivarelli cerca l'azione sul fondo, viene fermato, si riparte in calcio d'angolo. Dunque diciamo come effettivamente il mister Gentile possa andare a contare su gente come su John, come Vivarelli, Chinnici e Fiore, che hanno fatto grandi campionati lo scorso anno, ma adesso ci sono nuove pedine che possono dare il loro apporto. Intanto Chinnici viene prestato da Iacona con Calì che scorta il pallone fuori saggiamente. Leto, Chinnici allarga il gioco dalle parti di Vivarelli, sempre molto tecnico e anche elegante, pallo al piede. Allarga il gioco, Leto spalla la porta, poi Chinnici la controlla Vivarelli, che può andare sul sinistro, invece finta e va sul destro, apparecchia Chinnici, finta sul mancino, poi allarga il gioco, Leto, controllo perfetto, poi cerca l'imbucata che non arriva, riparte il Futsal Emiri con il contropiede da parte di Iacona che viene fermato, poi La Fiura alla meglio e poi triplicato addirittura Vito La Fiura, e dice ai compagni forse di chiamare prima l'uomo. Nel frattempo commette fallo Luca Vivarelli, gioco che si ferma, minuto 6 di gioco, calcio di punizione per il Futsal Emiri. Bravo. Vito, partiti davanti, nel frattempo arrivano i primi cenni verso la panchina di Mister Gentile, perché si riscalda Francesco Catania. Per lui sarà un esordio assoluto. Intanto Leto lotta contro Iacona ancora una volta alla meglio, e Leto è un giocatore che, nonostante abbia delle propensioni offensive abbastanza nette nel suo modo di giocare, in realtà è anche molto utile nella fase di pressione, perché è un giocatore che è molto fisico e riesce ad avere anche una buona intercettazione quando fa contrastare. Questo gli permette di recuperare palloni, infatti qui stava anche per recuperare la sfera, e il gol è arrivato proprio su un'azione del genere, con Torregrossa che aveva tentato un dribbling un po' killer, possiamo definirlo, con Leto che invece non ha abboccato. Chinnici, Vivarelli, c'è lo spazio, può puntare la difesa che si apre come una reggiera. La Fiura cerca il tocco dalle parti proprio di Vivarelli, ma non arriva questo passaggio. La Fiura si appoggia, Chinnici cerca il dribbling e lo trova, poi va sul sinistro, ancora Chinnici, fa tutto bene, finta e controfinta, poi viene fermato, brutto fallo su Lorenzo Chinnici, e credo che arrivi anche il primo cartellino della partita, vediamo, invece no, direttore di gara ha soprattutto preso il taccuino per segnare l'intervento irregolare. È un brutto fallo che forse poteva anche starci, in realtà la sanzione è di colore giallo, non per il direttore di gara, che dunque fa ripartire con questo calcio di punizione sul punto di battuta, come sempre Vito La Fiora. Scorsa partita qualche punizione calciata proprio dall'11, che però non sono andate molto bene. In questo caso Arcilesi sta sistemando la barriera. Va alla Fiura che guarda la porta, cerca la precisione, Arcilesi respinge, poi Vivarelli le finte, va sul sinistro e calcia. Non trova la porta, trova per una deviazione, sarà calcio d'angolo
Vediamo che schema proporranno gli uomini di Mister Gentile. La Fiura cerca e pesca Vivarelli. La Fiura. Chinnici può puntare, se va sul sinistro, ci prova, capisce tutto in anticipo. Nel frattempo il primo cambio sarà fuori Leto, dentro Catania, e poi si riscalda anche Dante Vitiello, lui che è stato molto bene la sua stagione e che si spera veramente possa stare bene dal punto di vista fisico. Un giocatore molto sfortunato, tanti infortuni infatti nel corso della sua stagione lo scorso anno. Intanto fuori proprio Alessio Leto, autore del gol, dentro Francesco Catania. Adesso vediamo Catania come si comporterà in questa posizione di laterale. Lui che nelle amichevoli è stato provato piuttosto come centrale. Torregrossa 1-2 con Iacona, che però in orizzontale non trova nessuno. Si riparte quindi con Vivarelli che con l'esterno si appoggia dalle parti di Chinnici. Adesso Catania tiene tanto palla Catania con la numero 20. Chinnici, la Fiura, c'è spazio per il numero 11 che trova centralmente Chinnici, si gira, può calciare, va sul mancino, poi viene fermato da Iacona che fa una buona chiusura, poi Gioeli cerca il contrasto ma non riesce, allarga il gioco, la Fiura, si riscalda anche Cirafici nel frattempo, probabilmente un cambio, potrebbero rischiare Vivarelli e Chinnici, tanto cerca il tocco, poi Vivarelli in anticipo, Piccone si gira, si fa saltare dal suo avversario, poi Iacona prova il dribbling contro Catania che non funziona. Nel frattempo fuori Luca Vivarelli, dentro Dante Vitiello, ma alla prossima interruzione perché il pallone ritorna proprio tra i piedi del funambolo mancino che vuole un'ultima occasione. La Fiura, pa di ritorno, Iacona la tocca, si riparte poi dalla rimessa laterale ma quasi come un calcio d'angolo. In mezzo Catania cerca di anticipare sul primo, sbaglia tutto, poi riparte Piccone che cerca il taglio di Gioeli con Calì che in anticipo va di tra giù Gioeli, ma Calì va difeso molto molto bene. Poi Chinnici, intanto ecco in campo anche Vitiello. Catania tiene ancora il pallone, poi l'appoggia delicatamente da Chinnici. La Fiura cerca il dribbling, prova a passare, poi allarga il gioco, ecco Vitiello che cerca l'imbucata col mancino su Catania. Vitiello, la Fiura, Vitiello cerca la porta, non la trova, conclusione maldestro da parte del giovane calciatore con la maglia numero 4. Infatti è pronto a entrare anche Cirafici al posto di Lorenzo Chinnici che ha giocato 11 minuti di livello. Quindi in campo soltanto Vito La Fiura dal primo minuto, oltre chiaramente il portiere Calì. Torregrossa intanto, Iacona allarga il gioco dalle parti di Piccone che la controlla molto bene e poi si appoggia. Torregrossa, Iacona. Ancora una volta Torregrossa, allarga il gioco, 1-2 con Gioeli che non riesce a passare, poi Catania lotta in mezzo a due con un tocco intelligente. Poi Chiamalle dietro di gara, due falli che non sono stati ravvisati, però si è continuato. Vitiello, La Fiura, palla di ritorno, era giusta l'idea di La Fiura, poi Cirafici lotta e pressa come sempre come un leone. Ancora Cirafici in pressione, questa volta sbaglia, Piccone allo spazio, cambia gioco con Vitiello in diagonale, anche incitato dal solito Calì, ferma tutto e dunque palla in calcio d'angolo, occasione per Salvini che non stanno giocando una brutta partita, sicuramente il pallone del gioco è per la formazione rosanero, ma non è una partita negativa. A parte chiaramente il gol preso dopo soltanto 30 secondi, pertanto Cirafici sbaglia tutto perché ha cercato una giocata con la suola molto complicata, portandosi la palla però fuori. Piccone, Torregrossa, Iacona, centrale per Gioeli che la difende molto bene, prova a girarsi in mezzo a due, Catania fa un grande lavoro, poi lascia il pallone a Vitiello, si sono capiti due, con Vitiello che gioca come centrale al momento, Cirafici e Catania invece agiscono ai fianchi. Vitiello, Catania col tacco, elegantissimo. Poi La Fiura, il dribbling sulla fascia sinistra, prova a passare con Catania 1-2 che riesce, ma poi il pallone termina direttamente dall'altra parte. C'è Cirafici che si accontenta di una rimessa laterale.
Vitiello, la Fiura. Entra in area di rigore intanto Cirafici, che però ora esce nuovamente. Vitiello, Catania, la Fiura cerca di dialogare i due ma non riesce a passare. Poi Piccone si ferma contro la Fiura che va a 1000 ma non riesce a fermarlo. Poi Piccone con l'esterno non trova nessuno, trova invece Calli. Poi l'anticipo di la Fiura. Catania, la scivolata molto dura da parte di Piccone. Poi la Fiura cerca il fallo ma non riesce. Palla ancora in mezzo, la tocca a Vitiello, poi cerca la conclusione da fuori Gioeli, 2 volte addirittura. Nel frattempo è pronto al cambio Alario, al suo posto lascerà il terreno di gioco Vito La Fiura. Perché molto arrabbiato nel frattempo Vito La Fiura, non per il cambio ma per qualche decisione arbitrale probabilmente che non lo ha convinto appieno. È stato al suo posto Danilo Lario che è andato vicinissimo al gol della scorsa partita. Cirafici in mezzo a due si gira, Alario cerca la punta, da lì forse con il destro avrebbe potuto cercare meglio la porta, non si è fidato, ha cercato invece il piede forte. Palla in rimessa laterale con Cirafici, c'è largo Vitiello che può ricevere il pallone ma è servito soltanto adesso. Vitiello, Alario, ecco Cirafici sul secondo palo, sbuca intanto Catania. Vitiello cerca centralmente Cirafici, prova a girarsi, poi Catania quasi stava per anticipare il difensore, palla in rimessa laterale, risultato sempre di 1-0. Mister Gentile però non è felicissimo per questo risultato, perché il risultato, seppure sia di vittoria al momento, non è forse molto largo. Intanto Cirafici! E qui ci vuole subito battere su quello che stavamo dicendo. 2-0 di Cirafici. Quindi raddoppio per il Palermo Futsal Club, trova il gol Gabriele Cirafici al suo esordio in campionato, lui che era stato convocato nell'ultima sfida ma che non aveva trovato il gol. Qui stavo infatti dicendo come Mister Gentile non fosse effettivamente tanto contento per il risultato, però Cirafici ha deciso di un po' creare una tesi differente dalla nostra, e in questo caso dominante, perché infatti ha creato l'occasione e ha realizzato il gol del 2-0, dunque doppio vantaggio per il rosanero con Cirafici che quindi si aggiunge alla lista dei marcatori dopo Leto. Adesso sono 6 i marcatori differenti in questa stagione per la formazione di Mister Gentile, che si uniscono infatti a Vivarelli, La Fiura, Vitiello e Lopez. Iacona, Piccone, palla di ritorno sbagliata questa volta. Sarà rimessa laterale con Catania che batterà la rimessa laterale. Vicino a lui c'è Vitiello, infatti si appoggia saggiamente dal 4 che col sinistro trova Alario, le finte, salta nettamente Iacona, può puntare la porta, c'è il secondo palo per Catania, ancora l'alza Catania, e qui una giocata tanto da calcio a 11 piuttosto che da calcio a 5 per Francesco Catania, con Alario che ha fatto una grandissima giocata, ha dato sulla fascia destra, poi con la punta ha trovato effettivamente il compagno ben messo sul secondo palo, si è alzato il pallone, ha cercato un pallonetto molto complicato, sicuramente a 11 sarebbe entrata questa palla. Iacona, centralmente si appoggia da Piccone e con l'altro Piccone poi Iacona, poi cerca un pallone in verticale, non trova però nessuno che possa effettivamente agguantarlo, dunque si riparte dalla rimessa laterale per il Palermo Futsal Club, minuto 17 di gioco, ricordiamo 2 tempi da 30 minuti per un totale di 60 di gioco. Vitiello, Cirafici centralmente, Catania le finte, prova ad allungare verso Alario, aveva danzato molto bene Catania che però forse dovrebbe fare un tocco in meno e magari calciare verso la porta o forse servire prima il compagno, perché la tecnica effettivamente c'è, la sta dimostrando. Vitiello intanto, Cirafici,
palla lungolinea per Alario che va effettivamente a pressare, poi Cirafici ancora una volta, è stato benissimo in gara il 5, che nella sua intervista pre-campionato avevamo effettivamente chiesto il numero di gol che si fosse insomma prefissato di fare durante questa stagione. La sua risposta è stata 5, proprio come il numero di maglia. Già ne ha trovato 1 e la presenza è 1 anche qua, quindi è stato molto bene. Intanto Cirafici lotta con Vitiello, palla che poi viene allontanata e si riparte dalle parti difensive con Iacona che con l'esterno tocca molto bene le parti di Piccone che cerca un compagno in mezzo ma non lo trova, poi si riparte Vitiello a Lario, pa di ritorno non riesce a passare, poi Catania allunga per Vitiello, accarezza la palla Vitiello, può orientare sul sinistro, poi Gioelli prende completamente Vitiello, però non è stato fischiato, sembrava abbastanza netto in realtà da questa distanza. Sembra effettivamente molto netto, ma non è così. Catania ha lo spazio per poter concludere, poi si appoggia da Lario, capisce tutto in anticipo Iacona, ancora una volta pallone smorzato e dunque rimessa laterale sempre Palermo Futsal in avanti. Vitiello, Cirafici, c'è largo Catania, infatti si appoggia proprio da lui. Va centrale, Alario fa una cangia, Alario ancora, super qui la parte del portiere, poi ancora una volta Gioeli, questa volta il direttore di gara invece fischia, si è anche sentito questa volta, precedenza era stato visto ma non sentito, questa volta invece visto e sentito da parte del direttore di gara. Qui grande azione con Catania e Alario che si stanno cercando veramente tanto, questa volta invece ha cercato la porta il giovane calciatore con Arcinesi che invece ha risposto presente in presa bassa. Ragazzo molto interessante tra i pali, il presidente Rampolla sicuramente lo sta adocchiando magari anche per il prossimo anno, perché effettivamente sta facendo una buona gara sui 2 gol e non ha nessuna colpa. Sarà quindi calcio Puzzani con Cirafici che finalmente cerca la porta, è uno schema per Catania che allarga troppo il suo destro, ha aperto un po' troppo il 20, viene chiamato intanto un time out da mister Nicola Gritto, dunque si ferma un attimo il gioco, minuto 20 di gioco, 2-0 il risultato con i gol al momento di Gabriele Cirafici e il primo di Alessio Leto dopo soltanto 30 secondi. Nel frattempo vi mostriamo le immagini con mister Gentile che sta parlando a gran voce ai suoi ragazzi. Si leva la pettorina Mazzone che probabilmente farà il suo ingresso oggi all'esordio assoluto a questo campionato. Invece ci sarà spazio anche per Citarda che parte della panchina. Liberiamo più spazio possibile per questo nel calcio. Quando hanno palla loro ci mettiamo spazio, cercate la palla. A tempo si rientra in campo, dunque il time out sta per volgere al termine con il direttore di gara, il signor Fiorino, che sta per riportare le 2 formazioni all'interno del rettangolo di gioco verde che tutti gli amanti del calcio chiaramente amano. E infatti entra proprio Mazzone, fuori Catania che ha ben figurato in questi primi minuti, questi minuti di gioco che sono stati concessi. Forse un po' più di cinismo servirebbe, ma un ottimo esordio comunque. Tocco sbagliato, Mazzone, ecco il primo pallone che viene toccato, poi cerca la conclusione, Torregrossa e qui buca malamente Peppe Calì e il risultato si è riaperto. Cala sul 2-1, mister Gentile infatti rincuora subito i ragazzi su una pressione su Mazzone, poi la conclusione di Torregrossa con un Calì non in perfette condizioni in questa ultima circostanza, un errore non da lui. Mazzone, Vitiello, ecco Mazzone, c'è spazio, cerca il secondo palo, sbuca sul secondo Alario ma non riesce a toccare perché c'è prima l'anticipo del portiere. Torregrossa con il tacco, lo sciuto, uno dei primissimi palloni toccati. Piccone, ancora lo sciuto, può allargare da Torregrossa, infatti si va proprio dal 13 che si diventa uno dei più esperti in questa squadra. Torregrossa rischia un poco, Gioeli cerca il secondo palo, poi Vitiello riesce a
mettere una zampata. Ha preso un colpo però Mazzone, ma si continua. Alario si appoggia a Vitiello. Tanto palla che viene gettata fuori da Vitiello perché è rimasto giù Mazzone. Ha preso un colpo al volto. Sembrerebbe nella zona occipitale per Mazzone, che infatti si riprende il suo posto sulla fascia e poi rimessa laterale per il Palermo Futsal Club, che batte rapidamente con Vitiello. Cirafici rientra parecchio per Vitiello, pallone però non arriva dai piedi del 4, che viene fermato da Torregrossa. Poi Piccone centralmente lotta Cirafici, che è anche una trattenuta di maglia piuttosto evidente da Gioeli, che sta in realtà facendo diversi interventi un po' al limite. Il giocatore sta un po' perdonando, ma sono già 3, un po' borderline in questo caso. Poi Cirafici lascia lì a Vitiello, centrale, Mazzone, allarga il gioco, Alario può puntare, si appoggia su Vitiello, sul secondo, palla per Mazzone, che cerca un mix tra un tiro e un passaggio, palla che termina fuori. Buona azione però per il giovane Mazzone, che è ben entrato in questa partita. Torregrossa, Piccone, a sinistra Matti. Ecco Piccone, va centralmente da tutti Piccone, allarga il gioco per la conclusione di Torregrossa, con Cali che mette tutti d'accordo e fa una buonissima parata, quindi presa bassa, si rifà forse dopo l'errore di prima. Poi schema per Piccone che cerca la porta, anzi lo sciuto, chiedo scusa, e ancora calcio d'angolo. Lo sciuto, palla di trono di Torregrossa, poi la pressione da parte di Vitiello con Piccone che saggiamente torna dietro, lo sciuto, dribbling, poi sbaglia con Vitiello che non riesce a tenere neanche in campo, poi Alario si gira, va sul destro e Mancino infatti prova a rientrare, viene però capito e fermato proprio all'ingresso della fascia interna. Dunque Vitiello cerca il tiro con Cirafici che stava quasi per dare fastidio al portiere, poi Torregrossa, la pressione di Cirafici che ancora una volta ruggisce. Grande partita per il 5. Nel frattempo sta per entrare anche Vincenzo Citarda al posto di Danilo Alario. Un'ottima partita anche per il giovane classe 2005. Entra invece il 7 che ha ben figurato nell'esordio contro il No Camp Capace. Vitiello, Ragazzi, voglio l'Italia, Mazzone torna dietro da Cirafici, può rientrare, poi Gioeli rischia il fallo. Citarda, ecco il primo pallone toccato, molto elegante, poi sbaglia il tocco con Vitiello, mettendo anche in difficoltà il 4. Infatti Vitiello dice al compagno di scaricare prima, poi si sovrappone, Vitiello cerca la porta, pallone che termina direttamente fuori dal campo, viene rigettato dentro da un tifoso presente che ringraziamo. Ecco Iacona, lo sciuto si appoggia sul compagno, anzi era Piccone, chiedo scusa. Torregrossa, Gioeli lotta con Cirafici, poi torna dietro dalle retrovie, scarica e poi si inserisce Iacona, Gioeli, ecco Piccone, Mazzone chiama la pressione, palla centrale, Torregrossa la tocca, Gioeli può calciare, cerca infatti la conclusione, deviazione, palla in calcio d'angolo, fuori Cirafici, dentro Lorenzo Chinnici per questi ultimissimi minuti di partita. Mancano infatti 2 minuti e mezzo, qualcosina forse si recupererà effettivamente per il time out, dunque circa 3 minuti. Iacona cerca il taglio, non riesce a passare, poi riparte verso la porta, Citarda, e poi sbaglia contro il portiere, non trova la porta, forse tanta fretta anche di calciare per il numero 7 che aveva rubato un pallone importante centralmente, ma poi si è fatto ipnotizzare dal portiere, non centrando nemmeno i pali. Sono importante. Vitiello, Chinnici, ecco Vitiello sul secondo palo ed era
Sbucato effettivamente Citarda. Questo movimento mette in difficoltà la compagine ospite. Sarà quindi calcio d'angolo. Vitiello, uno schema per Chinnici che cerca il palo lontano. Non trova però la porta. Fatto bene comunque a provarci Chinnici. Era effettivamente libero di poter calciare. Iacona allarga il gioco. Ecco Torregrossa, il migliore probabilmente dei suoi. Nonostante l'errore che ha portato il gol dell'1-0, perché ricordiamo è stato un suo regalo. Poi Chinnici, Vitiello per Citarda, non riesce a agganciare il pallone. Picone. Poi Gioeli, tutto regolare. Chinnici prova il fallo, Picone non riesce ad arrivarci. Poi Chinnici ancora una volta e non si passa. Questa volta con Iacona che mette il pallone in rimessa laterale. Dunque possesso ancora una volta rosanero con Vitiello. Mazzone. Mister Gritto chiama a sé i suoi ragazzi, chiamando le pressioni. Poi Chinnici si allarga centralmente per Citarda, anche lui un tocco per Mazzone, che perde qualche tempo di gioco, poi rischia molto sulla pressione di Iacona. Vitiello cerca il secondo palo ed ecco Vincenzo Citarda, primo gol anche per lui in maglia rosanero. Risultato di 3-1 per il Palermo Futsal Club, ma grandissimo qui l'assist di Vitiello che ha servito Citarda. Bravo Vicio, bravo Dante! E ha realizzato dunque il tris in casa Palermo. Con questo gol sotto porta di Citarda d'attaccante vero, non ha sbagliato, arriva anche un cambio per gli ultimissimi istanti di partita con Iacona che ha rilevato, se non abbiamo visto male, Picone, sì, perché manca Picone con la maglia numero 8, poi Gioeli si gira, cerca di appoggiarsi ai suoi compagni, molto impreciso però il set. Classe 2006. Mazzone. Chinnici. Vitiello prova a muoversi Citarda, non lo serve, si ritorna da Chinnici. Citarda cerca il tocco verso il compagno, poi non riesce a passare. Chinnici, il rimpallo, Gioeli con Mazzone che lo colpisce. Intervento irregolare da parte del giovane rosanero, maglia numero 17 per lui. Scorso anno maglietta di Varrica, che salutiamo chiaramente. Farà intanto calcio di punizione. Iacona sul punto di battuta, Calista sistemando la barriera con Citarda che adesso si stacca, dunque va a coprire il primo palo. È uno schema, Gioeli mettersi in mezzo con Chinnici che la tocca, poi Gioeli ancora una volta prova a difenderla, non si passa però ancora una volta dal 10 che quindi concede rimessa laterale, ma con questa azione termina anche il primo tempo, risultato di 3-1 per il Palermo Futsal Club che va all'intervallo con questo triplo vantaggio. Intanto ci salutano qua sotto con Alessio Reto che ci ha voluto salutare. Nel frattempo noi vi lasciamo, ma chiaramente soltanto per qualche istante, piccola clip di intervallo e poi torniamo qui sempre sui canali di Sportisti per il secondo tempo della sfida tra Palermo Futsal Club e Futsal Emili. A dopo. San Vito Lo Capo e Parma all'andata dagli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana. È iniziata adesso Parmonval contro San Vito Lo Capo. Lì prova questa verticalizzazione. Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcio a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama. Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti titolare del San Vito. Occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Lo Capo, non sbaglia Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Lo Capo. Buon inserimento da parte del classe 1996, ma buono tutta la ripartenza del San Vito, l'intervento da parte dell'8 del San Vito, continua a insistere la squadra giallo-blu. Abdul prova a dialogare con Miraglia, il cross in mezzo e clamoroso autogol da parte di Umberto Marino e quindi raddoppia il parziale del San Vito, inizio horror della Parmonval all'11° minuto di una doppia sfida
sarebbe un suicidio. Occhio però a quest'altra ripartenza, Rosone, c'è spazio per calciare, ha le qualità per far male, Rosone, va l'1 contro 1, Rosone cerca del piazzato, se l'è divorato il San Vito qui, il Tris. Bene Rosone dietro per Bulades che poi cerca Bonaventura che è partito coi tempi giusti, erroraccio da parte di Marino e allora il tiro di Bonaventura, la palla è uscita, correggiamo, non è stato Marino a fare l'errore ma bensì Procida, ma è stato un tocco quasi letale per i suoi, quello di Procida. Bonaventura fa quello che vuole, poi torna indietro e il lancio illuminante per Rosone che attacca lo spazio, l'aggancio non è perfetto, ancora Rosone, può centrarsi, va invece sul fondo, torna indietro da Cardella, traversa clamorosa e poi Bonaventura ancora, non si libera del pallone la Parmonval, lo fa solo adesso, ma vicinissimo al tris ancora una volta il San Vito Lo Capo, il classe 2003, intanto va al cross in mezzo. Occhio perché ci sono Abdul e Bonaventura, con più convinzione il 9, che calcio e poi da 2 passi Rosone, si salva la Parmonval con un salvataggio importantissimo da parte di Tarantino per Rama, che apre da Caronia, pronto a muoversi Samanè, servito invece l'Abate, ancora l'Abate, allarga per Samanè, c'è in mezzo più di un compagno, servito però Rama, colpetto, Rama da grande giocatore! Fa fuori un avversario e riapre la pratica, c'è da mettersi le mani in testa per il San Vito, per quanto sprecato, ma Rama, da reale protagonista di questa partita, ha riaperto i giochi e l'ha fatto da top giocatore, facendo fuori un avversario e con un solo tocco ha appoggiato il pallone in porta, bravissimo l'ex Aspra qui. Ma per il direttore di gara non c'è più tempo, ha perso un po' di tempo qui il San Vito a battere questa rimessa, ma intanto è iniziata la ripresa. Italia contro il Casteldaccia, poi la cessione alla Parmonval ed è capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Intanto si affaccia in avanti Cardella, zona tiro per lui, Cardella, servito Bonaventura, calcia sul primo palo, risponde Tarantino e poi blocca, continua a sprecare occasioni il San Vito. Ramaglio, poi prova ad andare in verticale Bulades per Rosone, che aveva fatto il 3-0, ma è stata alzata la bandierina, bisogna per pareggiare la contesa. Pronto al solito Guastella, va col destro, la porta la becca, ma con i pugni la mette in angolo Iacono, si salva il San Vito. Battuta, ma sembra andare Bulades che fa una finta, alla fine il pallone è lasciato a Ramaglio e arriva il gol di Rosone che triplica il parziale 3-1 per il San Vito Lo Capo, sesto gol con la maglia del San Vito di Rosone. Calare soprattutto l'attenzione, ecco l'intercetto da parte di Di Giorgio e su questo contrasto finisce qui il match. San Vito Lo Capo batte Parmonval 3-1 e si aggiudica l'andata di questi ottavi. Mister Comito, allenatore del San Vito Lo Capo, mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi? E comunque hanno battuto 3-1 la Parmonval in questo primo atto degli ottavi di Coppa. Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro, sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida tra Palermo Futsal Club e Futsal Emiri. Diamo subito il quintetto che partirà dall'inizio, perché sembrerebbe lo stesso che è iniziato, quindi Vito La Fiora, Alessio Letto, Chinnici, Vivarelli e Calì tra i pali. Dunque noi vi mostriamo come sempre il nostro tabellino che recita infatti il risultato di 3-1. Poi il cronometro partirà chiaramente quando ci sarà il fischio da parte del signor Fiorini, che infatti arriva adesso, arriva anche il nostro cronometro. Dunque primo pallone per i rosanero con Chinnici e Vivarelli. Ecco Chinnici, Andrea! Vivarelli, Gira! Secondo palo! vede Leto, cerca il secondo palo con La Fiora che era sbucato lì. Ancora nessun gol per Vito La Fiora in questa partita, vediamo se arriverà, anche se il minutaggio non è stato tantissimo in realtà.
primi 15 minuti di gioco, poi i cambi con Alario e Citarda, con quest'ultimo che ha anche trovato la gioia del gol sotto porta, scivolata con tanta rabbia. La Fiura intanto la tocca con l'esterno, adesso spazio per Vivarelli, apparecchia dalle parti di Chinnici, col mancino, cerca di il tiro, poi il tacco da parte di La Fiura. Nel frattempo il cambio in porta perché è uscito Arcinesi, invece è entrato Ferdinando Passalacqua che subito risponde presente in porta. Lui che è un portiere molto esperto per questa categoria, lo conosce molto bene. Intanto calcio d'angolo, La Fiura, la Vivarelli si appoggia da Leto, sbaglia il controllo con la suola, errore da parte dell'ex Palermo Calcio a 5, autore del gol dell'1-0. Poi Iacona rischia tanto ma esce molto bene. Testa grossa che ha realizzato il gol del momentaneo 2-1. Una buona partita per lui, nonostante in realtà sia stato l'autore dell'errore dopo 30 secondi per il gol di Leto. Poi si è decisamente rifatto. Vivarelli, Leto scarica da Chinnici, cerca invece il tocco ma sbaglia il passaggio. Poi Iacona lascia lì il pallone, testa grossa con la suola, la porta molto bene, poi cerca il tocco centrale dalle parti di Iacona, non riesce ad arrivare il pallone, dunque rimessa laterale per il Salemiri che sta cercando di rispondere presente in questo secondo tempo. L'atteggiamento della formazione di Mister Gritto effettivamente sembrerebbe esserci. Testa grossa, poi cerca il tiro, parte di Iacona, poche pretese per questa conclusione. Vivarelli, Ce l'ha. Aspetta che arriva Andrea. Chinnici, Vivarelli allo spazio, fa tutto solo, poi casca giù, tutto regolare, non protesta nemmeno il numero 6, passa l'acqua. Iacona, il capitano, testa grossa, e lui centrale al momento. Iacona di prima, Gioeli per testa grossa, poi Leto riesce a chiudere molto bene perché ha seguito l'azione fino all'ultimo. Questo è anche quello che dicevamo un po' nella nostra intro iniziale. Intanto La Fiura salta tutti, si trova in un tunnel, poi l'ultimo tocco però è del bomber con la 11, palla in rimessa laterale. Dunque stavamo lodando invece la giocata di Leto che in fase difensiva si era fatto trovare pronto, infatti ha fermato testa grossa che invece stava per battere in porta. Tocco di Gioeli, poi Chinnici allunga, questa laterale. Sarà rimessa laterale, lo schema, poi cerca la conclusione da fuori, Iacona con Calì che va giù, nessuna deviazione, invece sì, una deviazione da parte di un difensore. Sarà dunque calcio d'angolo per il Futsal Emili che continua ad affacciarsi in avanti. Una buona gara da parte della formazione ospite che sta rispondendo dopo la sconfitta interna contro l'Ordero San Giovanni Battista al campo di casa, campo degli Emiri. Chinnici, centrale, La Fiura si appoggia con l'esterno, ecco Leto, Vivarelli, La Fiura si appoggia, Vivarelli può ubriacare i difensori, poi Chinnici cerca la conclusione. Aveva tentato qui questo tiro da fuori con Vivarelli che aveva ben servito. Sarà ancora calcio d'angolo, lo schema. Vivarelli può calciare 2 volte, 3 volte, va sul sinistro, viene fermato in maniera irregolare, poi colpito dalla palla, ma chiaramente Luisa Gritto non è d'accordo con la decisione del direttore di gara, ma sembrava abbastanza evidente. Siamo d'accordo, però caro arbitro, sarà quindi calcio di punizione, vediamo se La Fiura calcerà verso la porta o magari tenterà uno schema. Vivarelli l'ha subito dato al suo capitano questo pallone, perché La Fiora credo che con quello sguardo voglia centrare la porta, quella che aveva effettivamente centrato quando tra i pali c'era Arcilesi, ma respinto proprio dal portiere. Questa volta c'è Passalacqua, va alla Fiura, cerca la conclusione con la punta, poi con il petto dopo una deviazione del portiere spinge Iacona, ancora La Fiura che è l'ultimo uomo adesso, non può rischiare, cerca un compagno, trova Chinnici, palla di ritorno ancora La Fiura contro Iacona, poi la tiene lì,
Vivarelli, Leto, palla centrale, sbaglia tutto Alessio Leto che poi riconquista il pallone e commette fallo. Da qui sembrava veramente di no, però di gara più vicino all'azione. Dunque calcio di punizione per Futsal Emiri, tempo dentro Piccone. Riceve il pallone adesso. Proteggi la palla e gliela dai a lui. Vivarelli centrale, la Fiura, accarezza per Chinnici che può calciare col sinistro, trova una deviazione. Vediamo un Chinnici diverso rispetto allo scorso anno. Poi tanto Leto fa una magia, poi cerca i compagni in mezzo con Vivarelli che va attaccato il primo palo. Si salva ancora il Futsal Emiri con Leto che sta giocando una grande partita. Chinnici intanto, la Fiura allo spazio, potrebbe calciare, ci prova, poi no, poi sì, la Fiura! Con passa l'acqua che va giù e spinge molto bene con i pugni, palla in rimessa laterale, sempre zona offensiva con Vivarelli, la Fiura, c'è spazio, libero Chinnici, ma invece centrale da Leto che va a sparare alla porta, si gira Leto con la Fiura che cercava forse un pallone di ritorno che però non è mai arrivato. Nel frattempo palla in calcio d'angolo con la Fiura che chiama lo schema, palla a uscire per Leto che sbaglia però l'aggancio. Testa grossa, non ha fretta, Gioeli poi allarga con la punta, Chinnici con la testa, adesso la Fiora può calciare col sinistro e non trova la porta in diagonale. Vito La Fiora che non riesce a sbloccarsi in questa partita, minuto 37 di gioco, sono passati 7 dall'inizio del secondo tempo. Oh, Stefano, 2-2, 2-2, oh, 2-2. Iacona, testa grossa, rischia tanto perché Leto l'aveva anche capito. Effettivamente dicevamo in precedenza che Leto è un giocatore che nonostante la propensione offensiva abbastanza evidente non disdegna mai la fase difensiva. Infatti più volte ha recuperato il pallone, come per esempio nell'occasione del vantaggio firmato proprio dal 14. Tanto Chinnici in anticipo. Poi scontro con testa grossa che ci trova in mezzo, Gioeli che la tocca, batte Calì e fa quindi il gol del 3-2. La riapre quindi la formazione ospite che trova questa imbucata perfetta da parte di testa grossa dalle parti di Gioeli. Risultato di 3-2 dunque. Seconda occasione concessa con troppa libertà dalla formazione di Mister Gentile, che adesso subisce il secondo gol. E questa sicuramente non è una notizia che fa felice il tecnico palermitano che adopererà sicuramente dei cambi. Infatti si riscaldano Lopez e Catania. Vivarelli, Chinnici, Vivarelli sbaglia il dribbling, poi Gioeli la tocca. Si parte con Calì, la Fiura. Senta a prendere lui il pallone più indietro, scambia con il compagno di mille avventure, Lorenzo Chinnici. La Fiura. La Fiura è in mezzo a due, poi viene raddoppiato, subisce fallo la Fiura. Qui con tanta esperienza, intanto fuori Alessio Leto e in campo nuovamente Catania. Vivarelli danza sulla sfera, Vivarelli, poi il dribbling con Iacona, fa un grande contrasto, Catania mette una pezza, poi Vivarelli la tocca, l'ultimo tocco dovrebbe essere maglia blu e infatti rimessa laterale rosanero con Chinnici e adesso la Fiura. Sembra un Palermo più rabbioso adesso. Catania la accarezza, cerca il compagno ma sbaglia il tocco, testa grossa ringrazia, poi prova il dribbling da Chinnici, non si passa per la scivolata ancora di testa grossa che lotta su tutti i palloni ma concede il calcio d'angolo con Vivarelli che chiama lo schema, alza il pallone, Catania la accarezza, va sul sinistro, Catania e non trova la porta ancora una volta, non per tanto, ha fatto bene qui a provarci col mancino, non è il suo piede ma ha fatto una buona conclusione. Iacona intanto, testa grossa, adesso una partita diversa da quella che abbiamo visto nel primo tempo, sicuramente più vivace. Gioeli con Catania che fa un grande lavoro, poi la Fiura che prende un calcio con la Fiora che si infuria, infatti dice di aver subito tanti falli. Nel terzo fallo per Futsal Emiri che rischia un po' perché Vivarelli 1-2 per la Fiora e poi il tocco sfortunato ed è 4-1, autogol da parte di Lo Sciuto, anzi 4-2, chiedo scusa.
Adesso è arrivato anche il poker per il Palermo Futsal Club, un'azione ottima di Chinnici e Vivarelli che hanno duettato molto bene, poi il tocco cercare la Fiura che però è stata anticipata dallo Sciuto che anticipa anche passa l'acqua e dunque il pallone che termina in rete. C'è anche un cambio perché è subentrato Lopez a posto di un alto Lorenzo, ovvero Chinnici. Iacona allarga Gioeli, la controlla, poi cerca di incuneare verso il compagno. Catania apparecchia verso la Fiora, verso Vivarelli, chiedo scusa, con Iacona che invece chiude la strada al piccolo numero 6 che non riesce a passare. Vieni qua vicino, non due con lui. Testa grossa, scende intanto lo Sciuto in fase difensiva, sfortunato autogol centrale. Gioeli cerca il tocco, non trova nessuno, sarà rimessa dal fondo. Più veloce deve essere, più veloce deve essere. Può essere. Si riparte dal basso con Lopez. Vivarelli, palla di ritorno, Iacona capisce tutto in anticipo, poi Vivarelli pressione altissima sullo Sciuto che infatti commette anche fallo. Sarà calcio di punizione, vediamo chi andrà perché Vivarelli adesso che la Fiore è lì davanti probabilmente vorrà cercare la porta. Nel frattempo fuori lo Sciuto, non è fortunatissima la sua parentesi in questo secondo tempo. Vivarelli sta contando i passi e quando Vivarelli conta i passi ovviamente cerca la porta. Va Vivarelli invece uno schema, Catania, palla in mezzo per la Fiura, sbaglia forse uno dei gol più facili della sua carriera, ma grande palla di Catania che aveva trovato il primo capitano ben messo, Lopez in anticipo. Tratto in questo secondo tempo Lopez, la Fiura col sinistro e non trova ancora la porta, sfortunatissimo il capitano, ma grande qui l'ingresso da parte di Lopez. Nel frattempo fuori Luca Vivarelli, al suo posto ecco Gabriele Cirafici. Adesso si presenta una formazione abbastanza tecnica con Cirafici e Catania sugli esterni, la Fiura e Lopez invece centralmente. Stoppala di sola. Lopez centrale, la Fiura aggancia meravigliosamente, poi tiene lontano i suoi avversari. Centrale, perfetto, Catania, palla di ritorno, la Fiura ancora! Ed eccolo, anche Vito La Fiura, fa 5-2, palla geniale di Ciccio Catania. Cala quindi la manita, la formazione di casa, che adesso inizia a giocare forse il calcio che tanto stava chiedendo Mister Gentile, lo stava chiedendo effettivamente a gran voce, un fraseggio più tecnico, cercando di trovare questi passaggi, forse anche un pizzico di inesperienza per la formazione ospite che sta anche un po' pagando invece il fisico, chiaramente le maggiori partite nel curriculum da parte dei padroni di casa. Intanto ecco Alario al posto di La Fiura, Alario lega il gioco, Catania cerca la porta con il destro, con il passo d'acqua che respinge, poi con il petto la controlla, Lopez da terra lotta e poi va giù Gioeli, si continua però, poi lottano sulla fascia destra con Iacona che conquista però una rimessa laterale, intanto si rialza Gioeli. Vieni qua, Cirafici, sali. per lui un gol in questa partita, scarica su Lopez. 5-2, risultato identico a quello della prima giornata contro il No Camp Capaci, ma mancano ancora 16 minuti di gioco. Cirafici, Catania allarga per Lopez, scontro molto duro con testa grossa, poi Alario rischia tanto, infatti sbaglia, poi la scivolata Lopez e poi Iacona, molto duro qui. Poi Catania, Lopez zoppica un po' Lopez con il trasto precedente. Lopez, autore del gol del 2-5 contro il No Camp Capaci. Cirafici, Catania, palla in mezzo per Lopez, poi viene respinta la difesa, testa grossa, allarga dalle parti di Iacona che prova a lanciarsi contro Alario, il pallone però non è passato, si rimane con questa rimessa laterale per il Palermo Futsal Club che batte con Lopez dalle parti di Cirafici. Dall'altro lato. Tanto Mister Gentile chiama la pressione alta, adesso si vuole schiacciare gli ospiti. Lopez, Catania sbaglia il tocco di prima, poi
Alario aiuta in fase difensiva, provvidenzia il suo aiuto con Cirafici. Alario, Cirafici. Ancora Alario, centralmente per Lopez, sbaglia, poi con rimpallo ancora una volta. Palla in rimessa dal fondo, chiama pressione altissima. Sali! Iacona. Pallone regalato però. Catania. Molto tecnico. Poi si appoggia. Eccoci Rafici. Sul sinistro viene spinto vistosamente a testa grossa, ma si continua. 3 contro 1 intanto. Palla sul secondo palo che non viene data. Poi testa grossa col sinistro e ancora Calais che risponde presente al minuto 46. Salva il rosanero con questa super doppia parata. Ma qui forse la palla sarebbe dovuta andare sul secondo palo. Poi intanto Gioeli qualcosa con Lopez. Qui si dicono qualcosa. Poi lo schema Iacona cerca la porta, non la trova. Fermo, si riparte adesso con Calì che si appoggia da Catania, poi Lopez. Cirafici va sul suo sinistro, trova Lopez che cerca la porta con potenza. Non è fortunato come invece è stato nella partita precedente. Poi Lopez intercetta, centrale per Alario, fa una magia, Alario ancora e passa l'acqua super. Ancora una volta sfortunatissimo il giovane classe 2005 del Palermo che va vicinissimo ancora una volta al gol, poi di testa Lopez. Mette una pezza, Alario la difende, poi lo scontro fisico con la testa grossa che si appoggia da passa l'acqua, minuto 47 di gioco. Testa grossa si appoggia di prima, Iacona la tocca ma sotto per un istante Gioeli. Palla in rimessa laterale con Cirafici che poi ritorna dalle retrovie con Lopez. Catania. Lopez. Cirafici di prima, sbaglia tutto, Iacona in anticipo, molto bene qui. Non ci sono spazi per Futsal Emiri oggi. Lo sciuto. Poi lascia lì il pallone, sempre lo sciuto. Iacona. Con il dribbling tentato, riuscito anche. Lo sciuto. Iacona alza il pallone. Stavolta sbaglia tutto il capitano. Catania allo spazio, può puntare doppio passo, salta a Gioeli, si accontenta però di una rimessa laterale. Zona comunque offensiva e rifiata soprattutto il 20. Lopez. Eccoci Rafici. La difende sull'assalto di Iacona, poi Lopez. Cerca un movimento, trova però Cirafici di prima, Catania, allarga il gioco, Alario guarda la porta, cerca la porta con la punta, tanta potenza, poca precisione per il giovane rosanero. Poi palla in mezzo per Iacona! Viene trovato perfettamente dal compagno e poi non sbaglia, fa 5-3. Riapre quindi ancora una volta la partita, il Futsal Emiri che non muore mai e fa quindi 5-3, ma adesso sta veramente rischiando tanto la formazione di casa che non può permettersi questi buchi difensivi. Infatti fuori Lopez, dentro Vitiello, però l'azione è arrivata forse dall'esterno, una copertura non ottimale da parte dei laterali. Alario, Vitiello buca l'intervento. Ancora! Poi rischia qui sulla pressione di Catania, lo sciuto infatti non tocca il pallone, regala una rimessa laterale al Palermo Futsal Club che ci crede e che vuole trovare il sesto gol di questa partita. Vediamo se ci riesce. Vitiello. Cirafici. Catania la tocca, lo sciuto. Palla in rimessa laterale. Catania qui sbaglia tutto.
Iacona, autore del gol del 5-3, che ha ridetto sicuramente le speranze, perché sul 5-2 la partita sembrava quasi chiusa, ma non per il capitano, non per il numero 14, che ha deciso di riaprirla. Intanto Vitiello chiama ai compagni la marcatura uomo. Calì per Vitiello, è uno dei veterani, anzi due dei veterani di questa squadra, insieme infatti a Velardi, Cirafici e Vivarelli, fanno parte dei 5 giocatori dal primo giorno della nascita di questa squadra. Vitiello cerca l'imbucata dalle parti di Catania, non passa il pallone, si ritorna in rimessa laterale. Guadagna tutto il tempo a disposizione Vitiello. Cirafici. Ancora Vitiello. Finta, si appoggia con Catania che dà palla di ritorno. Non si capiscono i due però. Iacona. Ecco Gioeli. Invece il gol del 3-2. Prova in mezzo a due a passare, viene fermato, poi cerca di scalciare da terra ma non riesce. Alario apparecchia benissimo per Cirafici, e qui super passa l'acqua, che è anche bravissimo a fare toccare per ultimo il pallone proprio a Cirafici, che era arrivato in anticipo, ma una grande chiusura in spaccata del portiere, infatti negato la rimessa laterale. Chiedeva anche il fallo, chiedeva Cirafici, però sembrava effettivamente sul pallone, il portiere passa l'acqua. Nel frattempo time out è chiamato sempre dal mister Nicola Gritto. Risultato di 5-3, ancora mancano 8 minuti di gioco, poi qualcosina chiaramente da recuperare per i time out, ma Palermo forse non è propriamente brillante oggi in questa partita. Mi sa sentire ha concesso minuti a tutti, ma qualcosa sembrerebbe non funzionare, perché comunque il risultato è ancora aperto a tutti, quindi a tutti gli esiti di questa partita, la vittoria, il pareggio e alla sconfitta chiaramente, perché il risultato è sempre, ricordiamo, di 5-3, come anche viene mostrato nel nostro classico tabellino. Si sente sicuramente la mancanza di Sujon, uno dei uomini più importanti di questa formazione. Da lui infatti partono solitamente le azioni offensive, forse anche un pizzico di tranquillità per la posta in palio, che in realtà oggi non esiste, perché i punti non sono in palio, ricordiamo. A tempo un cambio dentro Citarda al posto di Alario, che è andato vicinissimo al gol più che mai. Iacona cerca l'imbucata per Gioeli, che però aggancia molto bene, ma soltanto per qualche istante. Poi Catania predica calma il 20. Vitiello, c'è Citarda largo, infatti viene servito. Citarda può puntare, ci pensa, poi si ferma. Cirafici di prima, Vitiello la porta e poi passa l'acqua. Compie un miracolo, aveva cercato il primo palo Dante Vitiello. Poi qualche scaramuccia tra Passalacqua e Catania. Vitiello per Citarda, chiude però Iacona. C'è qualche problema con Catania, che parla con qualcuno della formazione avversaria, non si è capito però con chi. Sicuramente con Passalacqua, poi anche forse con Gioeli. Intanto Citarda trova Catania, la porta verso l'interno, Iacona invece chiude molto bene, poi l'ultimo tocco è proprio del giocatore rosanero. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Passa l'acqua, cerca il rilancio in avanti. Gioeli di prima, grande palla qui verso Iacona. È una buona idea in realtà. Poi Calì guadagna tutti i secondi possibili. Iacona infatti a ricordare al direttore di gara Cirafici. Vitiello. Cirafici. Larga per Catania, non aggancia. Adesso un po' stanco il numero 20. Iacona.
Ecco invece l'altro Iacona. Duettano i due, poi una ruleta in mezzo al centrocampo con Catania e Vitiello, con il primo a rubare il pallone, poi Citarda, metti tutti d'accordo, vuole il dribbling, salta l'uomo, Citarda ancora, e qui viene toccato da Passalacqua che poi non le lascia a dire a Citarda, che chiedeva un calcio di rigore, era molto vicino, non è stato ravvisato al dietto di gara. Sarà quindi calcio d'angolo con Vitiello che alza il pallone per Catania, che la controlla, poi rischia tanto su questa pressione doppia, chiedeva anche una spinta con le braccia. Tante lamentele per Ciccio Catania oggi. Vitiello. Cirafici. Vitiello, poi si sovrappone come sempre Gabriele Cirafici. Ecco Catania, palla in mezzo per Citarda che non trova la porta, poi batte anche i piedi a terra. Tanta sfortuna per lui che poteva trovare la doppietta personale. Poi il dribbling, Vitiello non si passa dalle partite numero 4, poi la velocità per Citarda che la tiene in campo ma soltanto per qualche istante perché la palla termina fuori, ma si erano cercati i due. Vitiello forse avrebbe dovuto aspettare che il compagno lo superasse sulla velocità per poi servirlo, invece l'ha cercato prima che Citarda partisse con la cosa. È stato Catania che conquista il pallone. Catania palla sul secondo palo per Citarda, ancora una volta viene chiuso da Iacona, buona qui la sua gara. Iacona si autolancia adesso, poi si appoggia dalle parti del compagno. Iacona, poi Citarda con Cirafici e poi Citarda con un contrasto. Poi intanto le urla da parte di Iacona, si becca anche il cartellino giallo con Citarda che è andato molto duro sul contrasto. Signore, però dato il nostro, chiudono fuori. Sarà rimessa laterale per i rosanero con Cirafici che si appoggia su Vitiello. Catania ha messo due palloni molto interessanti in mezzo per Citarda. Il primo è stato calciato dall'attaccante, il secondo invece è stato intercettato dal difensore. Dal punto di vista degli assist, una buona partita per Catania. Cirafici sbaglia il tocco, ha intercettato Iacona, palla in rimessa laterale, si riparte quindi dal numero 5 che saggiamente torna dietro da Catania. Cirafici, ancora Catania, Vitiello cerca di tagliare tutto il campo ma sbaglia. Iacona allarga il gioco, ancora Iacona cerca la punta, palla che si alza un po' troppo, poi Cali per Cirafici che non riesce ad agganciare il pallone, forse con la coscia, forse un po' con l'addome voleva controllarlo. Iacona, palla in orizzontale un po' rischiosa, poi Iacona c'è spazio ancora per giocare, cerca con l'esterno dall'altra parte l'inserimento da parte del compagno, da parte di Lusciuto. Vitiello per Catania che adesso si è spostato sull'out di destra, si sbaglia il tocco. Iacona, lo sciuto con la punta, Gioeli non abbocca Vitiello, grande partita per lui, poi lotta Citarda ma lotta anche Gioeli che fa una buona chiusura. Gioeli però scontro con Catania e scalcia da terra, brutto gesto da parte di Gioeli qui, ed è anche cartellino giallo per il numero 7. Catania effettivamente l'aveva anche fermato in maniera regolare. Andrea! Rimessa laterale, dunque non è calcio di punizione, con Gioeli che sta praticamente discutendo con tutti i membri della panchina, anche la Fiura. Qui anche la Fiura farà sentire la sua voce per l'esperienza che effettivamente porta in campo. Gioeli è un giocatore molto giovane, classe 2006. Tanto continuano ad esserci queste scaramucce con lo sciuto che dice qualcosa anche
ai suoi avversari. Poi Iacona da capitano infatti porta subito i suoi compagni dalla parte del portiere Passalacqua, dunque in difesa per cercare di continuare la partita senza punti. Ricordiamo che non deve essere rovinata chiaramente da questi episodi che noi condanniamo nella misura più totale del termine. Nel minuto, tanto siamo arrivati al minuto 60 di gioco, sto sempre di 5-3. Si gioca con il quinto intanto in questi ultimi istanti con Passalacqua che conosce bene questo schema. Iacona, Passalacqua, Iacona, palla di ritorno sbagliata, poi Citarda stava quasi per anticipare l'uomo. Cirafici si appoggia dietro, Vitiello vede che non c'è lo spazio per eseguire i compagni e invece adesso allarga per Catania. Iacona, torna il quinto uomo con Passalacqua. Iacona sempre centralmente, adesso palla sulla fascia sinistra con Passalacqua che si appoggia nuovamente al compagno, non ci sono spazi, difende molto bene il Palermo qui con Citarda e Cirafici più offensivi. Poi Catania lo scontro, Catania può guardare la porta, Catania salta l'uomo, Catania ancora, Catania cerca il tunnel qui, troppo preziosismo per il numero 20 che avrebbe potuto calciare verso la porta che era sguarnita. Poi Citarda salta l'uomo, Citarda cerca con il sinistro i pali, non li trova, poi fatti 5 con Velardi che invece è il servizio d'ordine di oggi. Ma con questa azione termina anche la partita, dunque finisce qui la seconda giornata del campionato di Serie D Girone B tra Palermo Futsal Club e Futsal Emiri, con il risultato di 5-2, con lo Sciuto che ha ancora qualcosa da dire a Lopez. I due si stanno cercando di capire. Nel frattempo la classifica non si muove per quanto riguarda la formazione di casa, che rimane dunque a quota 3 punti in classifica, ma con soltanto una partita che valsa i punti. Noi vi ringraziamo per averci tenuto compagnia in questa diretta. Vi saluto, amici di Sportisri, da Marco Genduso è tutto e alla prossima.